viaggio fantastico finché... Per fortuna c'è Rebellato Medical Group. Coach Silvio Roscia contro Ciampino Futsal, eravate a pari punti, era importante vincere, così non è stato. Senza nulla togliere ovviamente agli avversari, che cosa è mancato nella Came Treviso? Ha mancato gli ultimi metri offensivi, che abbiamo avuto la nostra possibilità di segnare, non abbiamo segnato. Però la prestazione, il rendimento, la voglia, la intensità del ragazzo c'è stata, no? C'è stato dopo la brutta sconfitta che abbiamo avuto mercoledì, non mi aspettavo altro che questa intensità. Però è vero che il risultato si fa in due porte e secondo me loro nella porta nostra sono stati più cinici, con più qualità di noi, hanno fatto numero, come dico io. E nel momento che loro hanno avuto la possibilità, noi abbiamo avuto anche la possibilità abbiamo creato tante occasioni di gol, abbiamo fatto 2 o 3 pali, ossia occasioni abbiamo avuto, però non siamo stati bene in questa fondamentale del gioco, che è la che fa il risultato. Così è. Dobbiamo peccato perché, come tu hai detto, partita di un rivale diretto nella classifica, partita di 6 punti, partita dove non è solo che loro vincono 3, che sono 3 che togliono di noi, no? Di un avversario diretto. Però dobbiamo continuare, non possiamo abbassare la testa, non possiamo abbassare la fiducia che abbiamo in questo gruppo, dobbiamo continuare lavorando, dobbiamo continuare dando sempre il massimo, dobbiamo continuare pensando che possiamo ancora dire la nostra in questo campionato. Dispiaciuto tantissimo, più che altro con il risultato, però per niente arrabbiato con i ragazzi, né arrabbiato con il gruppo, né arrabbiato con lo che ho visto in campo. Ripeto, i ragazzi hanno dato il massimo e questo è lo che mi porto di positivo oggi a casa. Dobbiamo continuare lavorando per fare in modo di cambiare lo che è il risultato e fare in modo di cambiare così la classifica, che per noi oggi è una classifica che per me non è la che corrisponde alla Came. Quindi che cosa ha detto, che cosa dirà ai ragazzi per cercare di risollevare la situazione, non delle prestazioni, perché la reazione appunto non è affatto mancata, ma dei punti in classifica? Sì, dobbiamo iniziare a questo, dobbiamo continuare con fiducia in quello che stiamo lavorando, loro devono avere fiducia in se stesso, devono avere fiducia nel lavoro del mister, devono avere fiducia nel compagno che ho a fianco, e è l'unica forma di continuare avanti, continuare con questa prestazione. Se iniziamo a avere dubbi, se loro iniziano ad avere dubbi in qualche situazione che lavoriamo ogni giorno, lì è il problema. Quindi io lo che penso dire a loro, che già le ho detto più o meno a loro adesso alla fine della partita, è che dobbiamo continuare, no? Dobbiamo continuare con fiducia nel lavoro e dobbiamo continuare lavorando di modo di fare cambiare sabato questo, perché da lunedì a venerdì si lavora bene, i ragazzi danno sempre il massimo, però è vero che abbiamo bisogno di risultati e il risultato si cambia solo con buone prestazioni. Se abbassiamo il livello di prestazioni, se iniziamo a avere dubbi, là secondo me è più difficile fare risultati. Quindi dobbiamo cercare di cambiare la dinamica dei risultati, però non la dinamica di lavoro. Massoterapia, il potere delle mani, un benessere profondo. Prenotala da Rebellato Medical Group.